Mamma mia. E poi dicevano che Milinkovic-Savic è migliore. Vabbè, io vi saluto, bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del mercato Batman napoletano. Come state qua giù? Spero tutto bene. Allora giù, in questo video scusate per il panorama che non è dei soliti, ma sta ancora in vacanza, penso di partire tra una mezz'oretta, sono le 2. Vabbè, questo è il post partita di Pisa-Napoli. Napoli che ha centrato la qualificazione in Champions League. Finalmente la dovevamo centrare contro il Bologna, però è arrivata più tardi. Stasera uscirà anche il post partita del derby, vabbè, della Fiorentina, del Milan e di tutte le altre partite. Se non so a che ora sta il Bologna, ma non mi ricordo, aspetta. Alle 18, giusto? Vabbè, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Allora, giù. Pisa-Napoli 3-0. Va al gol Scott McTominay su assist di Rasmus Holund. Poi Rachmani. E poi al 93esimo segna no, al 93esimo, al 92esimo, scusate, segna era il stesso Rasmus Holund. Tra l'altro Scott McTominay è arrivato a 10 gol in campionato, solo in campionato. Poi se non sbaglio tra Champions, Coppa Italia e tutto, starà tipo a 15 gol, una cosa del genere. Hollywood la stessa cosa, 15, 14, 15 gol. Vabbè. Giù, allora, Maretta da una partita, due parate che Milinkovic-Savic non ha fatta, ok? Se ci stava Milinkovic-Savic in questa partita, stiamo 3-2, 3-2. La prima parata viene verso la fine del secondo tempo. Cioè, no, del secondo tempo, no, del primo tempo, quella del Tamarico abbiamo già sputato, vabbè. Poi giù, è stata una partita dominata dal Napoli. Tra l'altro ho sentito, e sono anche d'accordo, ho sentito i telecronisti dire dopo il gol di McTominay, è stato tipo al 20esimo, una cosa del genere, che McTominay si stia riscaldando. E mi sono trovato un po' d'accordo perché si era visto poco nei primi 20 minuti della partita. Poi vabbè, il Pisa ha provato a mettere forza a Napoli, però ci è riuscita solo per i primi 20 minuti. Poi non c'è proprio riuscita. Tra l'altro quando il Napoli, vi racconto un piccolo aneddoto, quando il Napoli ha fatto il primo gol, perché per la troppa esultanza mi è caduto là con gol, ha spoccato tutte cose, vabbè. Poi va giù, veramente. Io dico una cosa ad Antonio Conte, no? Questa partita, ok, doveva esserci anche chissà, ok? Per me doveva esserci anche chissà. Magari mettevi McTominay alto e mettevi anche chissà, oppure mettevi De Bruyne dal primo mettevi De Bruyne dal primo e poi metti sempre Scott McTominay in alto. Poi se proprio non vuoi mettere McTominay dall'altro, cioè McTominay alto come centrocampista offensivo, metti Vergara a centrocampista offensivo, visto che scusate per le voci in sottofondo, visto che può fare anche il centrocampista offensivo, visto che si è ripreso. Poi va giù, veramente
Cioè non si può fare così, cioè che tipo appena ti rientra uno dall'infortunio per giocare devi aspettare 50 anni. Cioè, non è giusto che così. Vabbè, vai giù. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate della partita. Lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale. Ciao, vai giù.